Sono circa le 10:45 quando Renato Boraso entra nella stanza in cui si sta per svolgere l'interrogatorio di convalida dell'arresto con l'accusa di corruzione avvenuto all'alba del 16 luglio a Favaro. Boraso è detenuto al carcere Due Palazzi e l'interrogatorio che l'oramai ex assessore del comune di Venezia ha sostenuto, accompagnato dal difensore di fiducia, l'avvocato Umberto Pauro, si è tenuto per rogatoria davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova. Siamo avvalsi della facoltà di non rispondere in attesa di valutare tutta la documentazione e quindi successivamente chiedere di essere sentiti. In udienza Boraso ha anche comunicato di aver presentato dimissioni irrevocabili da assessore e ha giustificato il proprio silenzio con l'impossibilità di leggere tutte le carte dell'inchiesta in tempi così brevi. Chiederete la scarcerazione intanto? Abbiamo chiesto una modifica della misura cautelare. E quando avrete, il giudice? Adesso deciderà il giudice lagunare. Le chiedo solo come ha trovato il suo assistito. Motivato, come avevo detto già altre volte, mi pare motivato, sta iniziando a guardare tutti gli atti che sono stati depositati. L'avvocato Pauro ha anche aggiunto che per raccogliere gli atti dell'inchiesta dei pubblici ministeri Federica Baccaglini e Roberto Terzo, circa 2000 pagine più gli allegati, il suo ufficio ha dovuto acquistare strumenti elettronici tali da poter mettere le carte in unità esterne al PC. Si è avvalso della facoltà di non rispondere anche l'imprenditore Fabrizio Ormenese, anche lui arrestato per corruzione nella stessa inchiesta e detenuto al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove si è svolta l'udienza. Nella giornata erano in programma anche gli interrogatori di Alessandra Bolognin di Montegrotto, di Insula, e dell'imprenditore Daniele Brichese, entrambi ai domiciliari. Nel frattempo l'elenco degli indagati è salito a 23. Alla lista si è aggiunto anche il magnate di Singapore Ching Chat Kwong, cui la procura contesta il versamento di 73.000 euro sui conti di Renato Boraso per l'acquisto di Palazzo Pappadopoli, di proprietà comunale. Una somma giustificata con fatture emesse da una società di Boraso per servizi inesistenti, secondo i magistrati. A breve non si escludono nuove iscrizioni tra gli indagati.